Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi è una giornata di ciclismo su pista. Cominciamo con il carry maschile e femminile, raga. Voglio una medaglia, anche se la Gran Bretagna chiaramente è stra favorita. Occhio anche Stati Uniti. Vai. Inizia il carrying. Attenzione, partiamo non bene. Vai. C'è bisogno di una medaglia, non colpire. Attenzione alla Gran Bretagna, chiaramente in fuga. Sudafrica molto bene. Siamo secondi, attenzione, il Sudafrica ci spacca i coglioni. Ultimo giro, la Gran Bretagna in fuga. Niente da fare. Se tutto va bene arriviamo terzi. Terzo posto. Ah, Dio mio. Gran Bretagna si becca un bel oro. Sudafrica è incredibile, seconda. Complimenti a Sudafrica, rivelazione in uno sport dove non fa mai molto, insomma, non è proprio favorita. E noi ci becchiamo un bronzetto, ragazzi. E adesso dobbiamo rifarlo. Stavolta femminile non c'è, ma chiaramente lo facciamo noi. Ragazzi, ringrazio tutti per il supporto, veramente. Questa serie vi ringrazio tantissimo. Per me è un orgoglio perché è una serie, insomma, che ho creato da solo nel 2004 e che ho portato nel 2012 per la prima volta. E grazie veramente. FIFA ci sarà anche femminile. Vediamo come fare il torneo. Spero ci sia la possibilità di fare i tornei femminili. E andiamo, ragazzi. Purtroppo avevo messo Pozzato nel 2002, vabbè. Vai Come. In partenza siamo proprio delle pippe, siamo. La Gran Bretagna qua vuole fare ori, No, non stiamo andando bene in questa prova, Attenzione qua, però abbiamo sempre ripreso la Spagna. No, Dio Cristo, grande caduto, cioè... Devo stare all'interno, Come. Ah, brutto errore. Attenzione, la Cina, scusate. La Cina è stanca. No, invece la Cina sta recuperando la Cina. Niente, addirittura va a vincere la Cina. Pazzesco. Noi ancora terzi. Buon oro della Cina, che è ritornata veramente. Gran Bretagna si becca con argento, noi secondo bronzo. Dai, poteva andare peggio. Adesso ragazzi c'è l'eliminazione. Corsa a eliminazione. Vai ragazzi, andiamo con la corsa a eliminazione. Vai Cuba. La difficoltà difficile vi assicuro che è veramente dura. Non dobbiamo finire ultimi. Ok, cerchiamo di stare attenti perché siamo proprio imbottigliati adesso. Siamo abbastanza imbottigliati. Ok, cerchiamo, abbassiamo subito i giri del motore. Ok. Dai Come, vabbè, sono contento di essere primi, stiamo sprecando tante energie purtroppo. Ok, ci siamo. Il nostro Ceci, il nostro anzi Viviani c'è. Sono 30 giri, sarà durissima ragazzi. Ok. Pervis è fuori dai giochi. Qua veramente siamo andati male, però oddio, qua il Come sbaglia, deve rientrare. Non è facile ragazzi questo livello di difficoltà. Non è facile. È già stanco il nostro porco. Dai Comendino. Dai che ci siamo. Incredibile, ultimi.
Guarda cosa vado a sbagliare. Noi siamo già fuori, non che credo. Madonna che cagata. Sì. Attenzione alla Francia! Non ce la fa. Va a vincere la Colombia. Gold medal per la Colombia. Risultato pazzesco. La Francia si accontenta dell'argento olimpico. Grande, grande. Colombia, complimenti. Complimenti, veramente complimenti. Ok. Facciamo vedere l'ufficialità. Ok. Perfetto. Vai ragazzi, andiamo con i 200 metri lanciati maschili. Vai. Facciamo partire, grazie. Deve andare pianino pianino. Dobbiamo essere perfetti per i 200, bisogna partire a cannone, speriamo. Sarà durissima, eh? Prevedo... Non prevedo molte medaglie, sinceramente. Bisogna capire anche l'Omnium, perché l'Omnium ho deciso chiaramente di farlo che oltre a vincere la medaglia del totale dei punti dell'Omnium, vince anche nelle singole gare proprio per avere più medaglie come nella realtà, però rischiamo veramente di avere un'arma a doppio taglio. Vabbè, valuteremo, insomma. Sempre maschio e femmina che se non ci sono perché voglio, ripeto, devo compensare le non medaglie su tante discipline che purtroppo non ci sono. Noi stiamo così, con calma. E dobbiamo partire a cannone dopo, eh. Siamo vicini, ragazzi. Siamo vicini. Siamo vicini. E si parte come. Vediamo se la partenza è giusta, speriamo. Mi stancherò presto, probabilmente. Forse devo partire un attimo più lento, ho sbagliato. Vediamo, 9, 10, 11 e 6. Vediamo se arriva una medaglietta. Non credo proprio. Allora abbiamo Kenny, quindi abbiamo Kenny, Gran Bretagna oro, Olanda argento, Russia, quindi Gran Bretagna, Olanda, 14° tempo. Sì, non buono, cioè, anche la... come si dice, i 200 metri sono andati male, ragazzi. Non stiamo andando bene, eh? La cosa non mi piace. Devo un attimo liberarmi. Proprio imbottigliato sono, cazzo. Adesso ci stanchiamo un attimo, non voglio rischiare. Come non fare cappelle. Non vogliamo cappelle come. Ok, primo giro lo finiamo anche in testa, forse no, la Francia ci supera. Siamo femminili, anche se sono maschile, stiamo rifacendo perché questa è la categoria femmine. Ok, sì, ci siamo tranquillamente terzi, siamo dopo il primo giro. Ok. Possiamo riposarci un attimo. E riprendere fiato. Buono Kume, riprendi fiato, non troppo però. Non troppo. Vedi, non siamo l'errore di prima. Ecco l'errore di prima, imbottigliato, Dio Cristo. Devo scattare adesso, non posso rischiare. Non posso rischiare, fiori. Non si rischia, ok. Ci siamo ancora, che tensione, ragazzi, è una tensione indescrivibile. L'Italia vuole una medaglia. Ma poi è vero che c'è anche lo scratch, la corsa a punti, quindi, oltre l'Omnium, quindi ancora possibilità di medaglia ce ne sono, però... Guarda, ecco qua, purtroppo ho perso tanto. Devo rimettermi in carreggiata così. Vabbè. Pensavo, sono molto fuori allenamento nella corsa su pista, fioi. Attento, Kume, attento, stiamo rischiando un'altra volta. Cristo di un Dio. Quando sei... Ah, sono imbottigliato, sono imbottigliato. Sono imbottigliato.
Siamo là, ragazzi, siamo là. Il buon Ceci ce la può fare, ma siamo stanchi, però, eh. Siamo molto, molto stanchi. Però teniamo botta. Dai che si tiene botta. Devo riprendere assolutamente. Devo riprendere assolutamente qua. Guarda che più esterno me ne fotto. Dai, come concentration, please. Concentration, concentration. Ok. Dai che possiamo stare ancora in questa gara. Attenzione all'imbottigliamento cumendiano. Siamo ultimi forse, eh? Sì. No, 11esimi ce la stiamo giocando male però. Per il rotto della cuffia teniamo ancora. Ma è sempre più dura, ragazzi. Questa corsa eliminazione olimpica. La Colombia che ha preso un oro storico qua con i maschietti. Vediamo cosa combina con le femminucce. Stanchetto il Kuma, stanchetto, niente. Poi lì, cioè, non mi sento molto favorito purtroppo. Non ce la fa più il Kuma, non ce la fa più. Teniamo anche qua, però sicuramente non andiamo a medaglia purtroppo. Non si va a medaglia. Era un'impresa disperata, Fiori. Lo recuperiamo. Non riesce a recuperare il Kuma S primo, ma... Dai, Cristo, sai, qua forse usciamo. Non ce la fa più il Kuma, non ce la fa più. Fuori, siamo inferiori, nulla da dire, nulla da fare. Usciamo anche male, usciamo all'11° posto. Questa corsa su pista, questo ciclismo su pista, su pista sta per le medaglie. Olanda ancora, Francia ancora e questa volta Australia. Quindi la Colombia non c'è. Vediamo un po'. Sono molto deluso, ragazzi. Non mi ricordo a Londra, ma forse ho preso qualche medaglietta in più. Proprio non ci siamo per il momento. Adesso il programma olimpico mi va... sì, abbiamo solamente i 200 femminili. Tanto vediamo qua, mamma mia che lotta, la Francia rischia però. La Francia rischia, sarà bronze medal per la France, chi lo sa. Sì, bronzo francese, bronzo francese. Vediamo se l'Olanda si porta a casa un'altra medaglia, che l'Olanda qua lo sappiamo che cioè sono le discipline olandesi queste e della Gran Bretagna, sono le due squadre forse che riescono a vincere più medaglie di solito. Dopo non è sempre così, l'Olanda magari è un po' in calo rispetto a una volta. Vediamo però, l'Australia è un osso duro. Vediamo un po', sarà Australia o Holland. Vediamo, o Netherlands, vai. Mamma mia, l'Australia di brutto. L'Australia penso che porta a casa sta vittoria al 90%. Attenzione però l'Olanda che sta cercando di rientrare. Ma nulla da fare, nulla da fare. Oro australiano e argento olandese. Very compliment. Ragazzi, Austria. 200 lanciati femminili. È vero che non si può sempre vincere, però pensavo sinceramente di portare a casa per una medaglietta. Vediamo se il Come fa l'ultimo acuto. La giornata ci ha portato 2 bronzi alla fine. 2 bronzi nel Keirin. Ok. Tutto sta nel partire perfetti. Attenzione, l'Italia si aspettava veramente di più. Andare piano piano qua perché gli ultimi 200 metri bisogna farli a cannone.
Dai, piccolo Kuma. Lo sai che puoi portare a casa una medaglia. Anche in queste discipline, oltre al carrying, che almeno là siamo andati bene. Dai, Comendino. Dai, Comendino. Manca poco, 300 metri alla fine. Ok. No, 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 no. Vai, alziamoli adesso i giri. Alziamoli adesso i giri. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo se siamo riusciti a tenere. Dai, cazzo, 7, 8, 9, 10. Addirittura peggio della prova maschile. Cristo santo, no, niente, non arrivano medaglie nella seconda parte del ciclismo, insomma, addirittura ultimi, crollo puro. Andiamo, qua purtroppo c'è ancora la Gran Bretagna, penso, vediamo un attimo. Gran Bretagna, Olanda e molto probabilmente la Francia. Controlliamo. Sì. Quindi Gran Bretagna, Olanda e Francia, ragazzi, ci becchiamo il medagliere. Purtroppo siamo rimasti abbastanza secco, per fortuna che gli Stati Uniti non sono riusciti a fare niente, ma qua insomma sapevamo che anche gli Stati Uniti non sono per niente favoriti. Eccoci qua ragazzi con il medagliere olimpico, l'Italia rimane in testa con 5 ori, 5 argenti, 4 bronzi, 14 in totale, 2 bronzi, per fortuna sono serviti gli Stati Uniti 4, 5, 2, 11. La Cina che è salita benissimo insieme alla Gran Bretagna, sono terze e quarte, molto molto bene, ancora bene la Corea, anche la Germania e l'Australia sono salite, Francia stabile, Kenya molto bene, Colombia rivelazione oro veramente pazzesco nella corsa eliminazione, Olanda incredibile 5 argenti e 2 bronzi, 7 ma non becca l'oro, buono Sudafrica, Belgio, Svizzera, tutte bene, la grande delusione è la federazione russa. Buono ragazzi, se ci sono errori avvertitemi, ringrazio ancora per il supporto comediano su questa serie, che è una delle serie principali del come della storica, perché ripeto nel 2004 ho creato sta roba da solo con Atene. E niente fiori, la prossima giornata sarà dedicata interamente al nuoto invece, quindi finiamo le discipline acquatiche con rana, farfalla ed orso, e là possiamo fare veramente tante e tante medaglie. È qua che dobbiamo staccare gli Stati Uniti per poi fare la fase difensiva nell'atletica, dove comunque gli Stati Uniti sono forti. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!